Angelo Galfano, chi ha visto la partita probabilmente ha pensato che in un certo senso, viste le mosse che hai fatto, c'è un grosso zampino da parte tua in questa rimonta. Ma noi tecnici siamo così, quando le cose vanno bene siamo bravi, quando le cose vanno male non capiamo niente di calcio, è la regola del calcio. Sono stato fortunato, io credo che, l'avevo detto alla vigilia, incontriamo una squadra buona che gioca un buon calcio. Infatti devo fare i complimenti a Mesilmeri perché Napoli ha messo su una bellissima squadra, l'anno scorso hanno fatto bene, quest'anno ci hanno messo dei giocatori importanti, quindi sapevo che era una partita difficile, anche oltre il valore dell'avversario, perché noi avevamo 7-8 assenze importanti. Infatti inizialmente abbiamo anche cambiato modulo perché purtroppo avevo 4 attaccanti fuori. Nel primo tempo abbiamo, a parte il gol e qualche ripartenza, potevamo anche pareggiarla, però non vedevo la mia squadra, non la riconoscevo per come siamo abituati a giocare. Nel secondo tempo ho rischiato Niosi che si era fatto male domenica, ho messo dentro Galfano, sono ritornato al 4-3-3 e lì abbiamo sicuramente provato a fare gol subito, siamo stati fortunati a riprenderla subito e poi era una partita che chi segnava vinceva, quindi io credo che chiunque poteva vincere. Alla fine credo che chi vinceva sicuramente meritava, chi fa un gol in più vince, noi siamo stati fortunati a farlo e credo che sia anche una vittoria meritata. Ecco, tu hai parlato delle assenze, paradossalmente hai avuto la possibilità per via di queste assenze di tirare fuori il meglio da quei ragazzi che sono usciti dalla panchina. Mi viene in mente naturalmente Galfano per il gol, ma anche Sinacori è entrato bene, anche lo stesso Niosi nonostante non fosse al top è entrato bene. Sì, ma io credo che con i 5 cambi veramente si può stravolgere una squadra. Noi purtroppo, come ho detto prima, avevamo delle assenze incredibili perché non mi è mai capitato di perdere 7-8 giocatori in una settimana tra squalifiche e infortuni. Quindi abbiamo fatto di necessità virtù. Niosi non volevo farlo giocare sinceramente, non volevo rischiarlo perché già c'avevo fuori pure Mistretta, avevo fuori Caronia, avevo fuori Erbini, però poi nel secondo tempo c'era bisogno, è un ragazzo che si sacrifica alla grande, quindi io credo che quelli che sono entrati hanno cambiato un po' la partita. Ecco, 3 partite, 3 vittorie, si dice che sia ancora calcio di agosto, anche se questa partita valeva 3 punti, insomma l'Unità Sciacca è già sul pezzo. Ma guarda, noi siamo stati chiari con la nostra gente, vogliamo fare un campionato importante, la società ha fatto un buon mercato, con la nostra disponibilità credo che abbiamo fatto il massimo. Il nostro obiettivo l'abbiamo dichiarato, che è quello di possibilmente migliorare la classifica dell'anno scorso, anche arrivando quarti, però vorremmo fare playoff, cosa che magari non abbiamo fatto l'anno scorso. Poi giochiamo partita dopo partita, con grande umiltà ce la giochiamo, vediamo, neanche noi penso che non sappiamo neanche noi dove possiamo arrivare. Alfonso Cipolla, leader difensivo di questa Unità Sciacca, che questa volta ha dovuto sfoderare tutto quello che aveva dentro per rimontare contro la Don Carlo Misilmeri. Penso che la squadra abbia dimostrato di essere un grande gruppo perché venire qua, sapevamo il valore dell'avversario, una squadra organizzata con dei valori tecnici anche importanti. Venire e passare subito in svantaggio è stata dura, infatti diciamo che l'abbiamo racciuffata quasi alla fine, però la squadra ha dimostrato appunto di essere un grande gruppo, ci siamo aiutati fino alla fine, fino a quando non siamo riusciti appunto a ribaltare il risultato e l'abbiamo fatto veramente da squadra. E sono contento veramente per i miei compagni. Ecco, al di là di quelli che sono stati i cambi che in un certo senso hanno cambiato volto alla squadra, cosa vi siete detti nello spogliatoio e cosa vi ha detto il mister? No, nello spogliatoio eravamo abbastanza tranquilli, nel senso sapevamo che ancora c'erano 50 minuti ed è un'eternità, quindi dovevamo stare solo sul pezzo, lasciare la partita sempre aperta e cercare di fare il pareggio il prima possibile. Poi noi lo diciamo sempre, sia durante la settimana sia prima delle partite, l'abbiamo detto anche nell'intervallo, i cambi sono fondamentali, soprattutto da quando ce n'è 5. Poi da noi non ci sono titolari o riserve, da noi tutta la rosa è importante perché, ripeto, noi siamo una squadra e lo abbiamo dimostrato, non c'è qualcuno che spicca di più degli altri perché noi ci aiutiamo in campo e questo l'ha dimostrato perché i cambi che sono entrati ci hanno fatto vincere la partita. Ecco, da fuori si potrebbe dire
2 vittorie d'autorità contro il Gela, questa bella rimonta contro il Misilmeri, l'Unitas Sciacca fa sul 6. Ma l'Unitas Sciacca pensa partita dopo partita, sicuramente non ci poniamo limiti, ma nemmeno abbiamo l'ossessione di vincerle tutte. Noi ci prepariamo durante la settimana per la partita che è successiva, sicuramente che giocheremo tutte, proveremo tutte a vincere, sicuramente non si potrà fare, però come abbiamo fatto oggi, fino a quando non fischierà l'arbitro al 100° minuto, noi in campo daremo tutto per cercare di portare sempre il risultato migliore in quella giornata.